Questa settimana siamo a Rovigo, Rovigo è il nostro capoluogo, siamo quasi arrivati alla fine del nostro lunghissimo viaggio di 50 comuni della provincia di Rovigo. Oggi siamo appunto nel capoluogo, una città importante, una città che naturalmente ha delle contraddizioni che noi cercheremo di scoprire, e abbiamo scelto come nostro Virgilio che ci accompagna in questo viaggio Renzo Marangon, già ex sindaco e già ex consigliere regionale. Naturalmente sentiremo il sindaco, sentiamo un po' di cose e parleremo anche dello sport principe di questa città, il rugby. Andiamo a scoprire, se riusciamo e se riusciremo, Rovigo. Con il sindaco di Rovigo, Valerio Cittadin, prima nomina. Come vede i cittadini di Rovigo, che lei ha conosciuto in varie formule, oltre che sindaco? Come li può descrivere? Li posso descrivere come dei cittadini che hanno voglia di identità, che sono molto partecipativi. Ogni iniziativa che si fa, sia dal punto di vista delle iniziative di tipo culturale, ma anche di tipo sociale, di intrattenimento, anche di divertimento, sono sempre molto partecipi. Ed è anche una comunità che crede molto nel volontariato, perché moltissimi cittadini di Rovigo sono dei bravissimi e responsabili volontari che prestano il loro servizio in tantissime associazioni che abbiamo, e quindi diciamo che hanno una dimensione sociale molto spiccata. Ecco, per la morfologia della sua città e anche della nostra provincia, Rovigo in centro, tra l'altro, è il Basso Polesine, però non tutti si identificano nel capoluogo, in Rovigo capoluogo. L'Alto Polesine addirittura con Ferrara, con Mantova, il Basso Polesine forse con Venezia, anche con Ferrara a sua volta. Perché secondo lei Rovigo non riesce a catalizzare e diventare un ruolo determinante e anche di riferimento per tutta la provincia? Io credo che queste separazioni, che poi in realtà non sono separazioni, perché tra sindaci abbiamo con tutti un bellissimo rapporto, penso che questo sia frutto proprio della storia del nostro Polesine, che ci vede spostati e prestare attenzione magari a determinati centri piuttosto che altri. Sicuramente c'è bisogno di fare molta sinergia. Credo che anche insieme al Presidente della provincia questo sia un compito importante che abbiamo, sia come Presidente della provincia ma anche come Sindaco della città capoluogo. Dobbiamo veramente iniziare a fare squadra. Per parlare di Rovigo abbiamo incontrato Renzo Marangon. Rovigo, secondo te ha una dimensione da capoluogo o ancora una dimensione di paesone che non riesce a trovare la sua identità? No, la dimensione da capoluogo ce l'ha. Sono 50.000 abitanti, altalenante, un po' cresce, un po' cala. La dimensione ce l'ha, ha anche la mentalità del capoluogo, solo che a volte non crede sufficientemente in se stessa. Tieni conto che è capoluogo anche perché ci sono tutti i servizi che contano nel capoluogo. Ecco, qua siamo davanti alla piazza Matteotti, molto importante. Ci sono le due torri, ecco, la Torre Mossa, parlando di Matteotti, sì. Rovigo però non ha mai partorito grandi personaggi politici al di là di Bisaglia. È il peso specifico della nostra provincia che paga 220.000 abitanti, pochissimi, la possibilità di avere pochi anche rappresentanti sia in regione che ha in nazionale. Questo lo stiamo pagando? Perché siccome il rapporto è legato al peso anche, e quindi noi paghiamo il fatto di essere sempre più leggeri. Ecco, qua facciamo una passeggiata, Palazzo Angeli, Palazzo che è la sede Angeli, del CUR. Che è la sede del CUR, il Consorzio Universitario Rodigino, bellissimo, stato per molti anni sede della Questura. Il CUR, Consorzio Università di Rovigo, è nato nel 1995 per mettere in rete istituzioni locali e grandi atenei. Accanto all'Università degli Studi di Padova e all'Università degli Studi di Ferrara, il CUR ha costruito un'offerta formativa qualificata, capace di coniugare prestigio accademico e dimensione a misura di studente, proponendo corsi focalizzati su aree giuridico-economiche, educative e sanitarie.
Tra i corsi principali si annoverano diritto dell'economia, scienze dell'educazione, infermieristica, tecnica della riabilitazione psichiatrica, tecniche di radiologia medica e con l'Università di Ferrara ha preso avvio il corso di laurea magistrale in giurisprudenza, situato in via Angeli con ingresso principale sul centralissimo Corso del Popolo. Il consorzio promuove, oltre all'orientamento universitario, formazione post-diploma, convegni, seminari e iniziative culturali che animano la città e rafforzano il ruolo di Rovigo come centro di produzione e diffusione della cultura. Il CUR si conferma così un modello di cooperazione virtuosa tra università e territorio, un progetto che unisce qualità accademica, valorizzazione del patrimonio storico e sviluppo culturale. La provincia di Rovigo e Rovigo stessa ha delle potenzialità turistiche ed attrattive importanti. E perché secondo lei non riusciamo a sfruttarle e portare turisti nel nostro territorio? Io credo che manchi la capacità di creare dei pacchetti per favorire le presenze in questo territorio. Se io penso per esempio al nostro Palazzo Roverella, che ha visto una mostra che si è chiusa appunto pochi giorni fa, con una presenza di 30.000 visitatori. Penso che questi 30.000 visitatori probabilmente non hanno visitato solo Roverella, penso che una parte abbia visitato la città, una parte si sia spostata, per esempio, sto pensando alla importantissima Fratta Polesine dal punto di vista culturale, artistico, ma anche storico del nostro Polesine, insomma è un elemento importante, ma se penso ad Adria e alla presenza etrusca, altrettanto abbiamo delle situazioni che sicuramente sono state toccate. Manca un coordinamento ed è questo insomma di cui come istituzioni anche ci dobbiamo far responsabilizzare e creare in maniera più compiuta. E secondo lei questo coordinamento chi potrebbe farlo? La provincia come è strutturata adesso o come sarà strutturata? Chi? Io penso che la provincia possa avere un ruolo sicuramente importante. Credo che un ruolo importante lo debba avere anche il comune di Rovigo, perché è comunque il capoluogo di provincia, e penso che ci sia anche comunque tutto un mondo del commercio. Rovigo è rugby e per parlare di rugby siamo con Fabio Baroni, che è il presidente, l'ideatore di Passione Rossoblu, che è questo club di riferimento per i super tifosi di questo sport. Cos'è il rugby e da dove nasce questa passione del rugby a Rovigo? A Rovigo, dicevo, da fine anni 30 si è instaurato, soprattutto nel quartiere, non dimentichiamo, di San Bortolo, la famosa quartiere del Pignate, dove ha dato tantissimi giocatori, in primis Loco alla Rugby Rovigo e poi anche alla nazionale, tanti sono andati in Francia, e c'è dagli anni 30 questo, nasce poi questo derby Rovigo-Petrarca, che non solo un derby di campanile, attenzione, è un derby anche sociale, loro i dottori, noi i campagnoli, ma come amo sempre, dici che c'è c'è sempre stato questo dualismo, c'è, è giusto che ci sia anche. Ma secondo te ha portato un valore aggiunto anche turistico il rugby ha portato anche un valore certamente turistico, anche di indotto, perché non dimentichiamo uno sport nazionale dove quando arrivano le squadre che qui da noi eccetera, 2 giorni 40-50 persone fanno anche dell'indotto, sportivamente parlando certamente ha portato, ci mancherebbe altro. Rugby a Rovigo sì, è lo sport principe. Come lo vive la sconfitta e la vittoria? Ripeto, malissimo, perché per noi il rugby è tutto, perché il derby è la partita nel campionato. Il campionato è una cosa a parte. Noi abbiamo dato il derby. È come Torino-Juventus. Ma forse qualcosa di più, perché noi abbiamo solo quello, dicono sempre loro. È vero. Abbiamo la nebbia rugby, adesso nebbia, ringraziando Dio non abbiamo più. C'è rimasto il rugby. Tutto qua. E qui, tra virgolette, noi è meglio Rovigo o Petrarca? Che domanda, ragazzi. A Rovigo tutti hanno, quasi tutti hanno giocato a rugby, chi più, chi meno, si adoperano nel mondo del rugby. Dopo sai, c'è anche da dire che
tornare un po' nella semiserietà, come lo viviamo, noi lo stiamo come club, a Passione Rosso Blu lo stiamo vivendo, siamo trovati in un discorso, come nostro direttivo lo stiamo già preparando Come tifoseria. come tifoseria, come coreografia, come pranzi pre-partita, perché noi viviamo il rugby H24 Tu dici che, 7/7. mi dicevi fuori onda che è forse più importante il terzo round. Terzo tempo. Terzo tempo ricordiamo che poi le squadre si trovano, sì, è e si mangia e si beve. Sì, è una caratteristica del rugby. Dopo 80 minuti di battaglia sportiva siamo tutti lì nella clubhouse e pacche sulle spalle e birra in mano, ecco. Ecco, parlando dei cittadini di Rovigo, riscontro che dal 2000 ci sono stati 4 sindaci o 5, insomma, però nessuno ha fatto il secondo mandato e ci sono stati 3 commissari prefettizi. Fa parte della litigiosità dei rodigini o cosa secondo lei? Ma io penso che i cittadini rodigini non c'entrino con questa litigiosità. Quindi anzi penso che la litigiosità porti ad allontanare i rodigini, come qualsiasi elettore, quando si trova di fronte a un mondo politico che è molto conflittuale, è una grandissima motivazione verso la politica e quindi credo che i cittadini non abbiano nessuna colpa, diciamo, rispetto a questo, anzi subiscano questa cosa. E di questa cosa sono molto dispiaciuta. È innegabile che anche adesso stiamo vivendo dei periodi che sono litigiosi, che vedono delle criticità. Credo che questo non significhi assolutamente però un indebolimento della tenuta della maggioranza, perché non stiamo parlando di questo. Sicuramente ci dobbiamo impegnare di più per fare in modo che non passi il messaggio che siamo i soliti litigiosi che a volte sono veramente dei capricci e quindi però una cosa è certa, io ho scelto di fare il sindaco per servire la città, personalmente lo faccio, lo farò fino alla fine, fino a quando mi sarà possibile, con tutte le forze e le energie che posso. Non voglio scendere in litigiosità come purtroppo a volte succede anche nella mia maggioranza, ma spero che insomma questo sia anche un periodo di assestamento che dopo si possa lavorare con più tranquillità. Rovigo capoluogo, e il cittadino di Rovigo come si comporta? Noi abbiamo spesso l'abitudine di non valorizzarci per quello che siamo, sempre lamentarci. È il classico Veneto ciò. Dici che è un DNA nostro, del DNA, anche se c'è molto orgoglio, a volte si perde nel fatto di ma siamo a Rovigo, poi c'è una definizione peraltro che è spiacevole ma che rende l'idea, siamo la Rovighetto, e queste cose invece vanno cancellate. Ci vuole più orgoglio. Qua abbiamo Palazzo Roverella, Palazzo Rosco. Qua siamo in piazza Vittorio Emanuele, il municipio, Accademia dei Concordi, la statua di Vittorio Emanuele, il Leone di San Marco. Il Leone di San Marco c'ha la coda. Vuol dire che è una città, Venezia è una città conquistata da Venezia, cioè Rovigo è stata una città conquistata da Venezia perché la coda è in mezzo alle gambe, non è alta. È più asburgica Rovigo o serenissima? Questa è una bella domanda. Perché poi, guarda, questa è una bella domanda. Qua sono molto, no, qua veneziano, però ti posso dire una cosa. Sì. Sappia che nell'ufficio del sindaco c'è lo stemma di Rovigo.
che è ovviamente scritto in tedesco. Qui comunque siamo davanti all'Accademia dei Concordi. Adesso ci fermiamo un pochino e proviamo a far capire l'importanza di questo istituto. Fondata nel 1580 per iniziativa del conte Gaspare Campo, l'Accademia dei Concordi rappresenta da oltre 4 secoli un punto di riferimento culturale per la provincia di Rovigo e per un pubblico più ampio di studiosi, appassionati e cittadini. Nel corso della sua lunga storia ha promosso costantemente la diffusione della cultura e delle arti, assumendo un ruolo sociale importante per la comunità locale ed offrendo un patrimonio ricco di spunti di ricerca e ispirazione. Oggi l'Accademia mette a disposizione del pubblico un vasto complesso di risorse culturali. La biblioteca infatti conserva oltre 300.000 documenti, mentre la Pinacoteca comprende più di 400 opere, tra cui dipinti di grande rilievo. L'istituzione contribuisce inoltre alla vita culturale del territorio attraverso numerose iniziative, convegni, mostre, incontri letterari, rassegne dedicate all'arte contemporanea, corsi di formazione e attività scientifiche. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio conservativo e metterlo in dialogo con i temi del dibattito culturale contemporaneo. La crescita dell'Accademia è stata possibile anche grazie alla collaborazione con enti, istituzioni e associazioni culturali, oltre alle donazioni di importanti mecenati che, seguendo l'ideale espresso da Girolamo Silvestri, hanno contribuito con generosità allo sviluppo dell'istituzione, mossi dall'amor del pubblico bene. Tanti piccoli comuni nella provincia, secondo lei, fusione, unione di servizi, cosa si potrebbe fare per superare questo limite? Allora, io sono assolutamente, ma questo anche quando ero sindacalista mi confrontavo con le istituzioni e con i comuni, sono sempre stata a favore delle fusioni. I piccoli comuni hanno la difficoltà di garantire servizi e le fusioni sono l'unico modo per rafforzare la presenza delle istituzioni nel territorio. È chiaro che, detto da me, adesso in questa situazione di città capoluogo potrebbe sembrare volontà di egemonia, e per questo io voglio assolutamente rispettare i comuni che, essendo più piccoli, insomma, stanno riflettendo su questo, e non voglio assolutamente cercare di dare un'impronta che possa essere vista in maniera diversa. Dico però che un'altra cosa, le fusioni passano attraverso la scelta dei cittadini, e credo personalmente che questo sia sbagliato, non perché i cittadini non debbano avere voce in capitolo, perché molto spesso i cittadini possono essere indirizzati anche da delle volontà di campanilismo che non hanno bisogno di esserci. L'importante, la responsabilità delle istituzioni sarebbe quella di spiegare tutti i vantaggi del fondersi, dell'essere più stabili da un punto di vista anche della gestione economica delle istituzioni, perché è chiaro che un comune piccolo non può dare quello che un comune grande dà, oppure tanti comuni insieme possono offrire, e quindi ci sono dei costi che su larga scala andrebbero abbattuti e servizi che vanno sicuramente implementati. È questo che dovrebbe essere spiegato alle persone, e io credo che l'identità di un comune, di un paese, di un luogo non sarà sicuramente, o non vada sicuramente eliminato quando ci si mette insieme, anzi, insomma, forse si hanno anche più risorse per migliorare tutte quelle che sono gli aspetti identitari, che per me sono importantissimi e che vedo anche nelle frazioni del comune di Rovigo. Ci sono, esistono e resistono, e questo significa che poi alla fine non si tratta di omologare, si tratta di valorizzare. Perché con Rovigo non mi intrigo? Perché siamo sempre stati conquistati da una parte, dall'altra, da altri, da invasori, ma quindi abbiamo sviluppato un'arte del, mi scuso per la battuta, di stare per i cazzi nostri. Allora, e quindi noi eravamo
non intrigate con i rodivigotti, perché sei baruffanti, sei gente difficile. E perché? Perché eravamo continuamente conquistanti. Poi c'era anche la cattiveria diciamo pure la verità, la cattiveria dell'ambiente. Quindi Nebbia, zanzare, dici? Nebbia, zanzare, alluvioni, l'acqua, insicurezza idraulica, quindi c'era un ambiente ostile che Però faceva proprio soffrire le persone. Visto che lo citi, il discorso dell'alluvione, perché non ci siamo ancora scrollati di dosso? Perché quella è una cosa che dobbiamo fare, però è anche quella la cosa più tragica che ci è capitata recentemente, perché ha inciso sul destino di 100.000 persone. Forse e ti anche, rendi conto che 100.000 persone sono un terzo della popolazione se n'è andata, o un terzo, quindi ha determinato degli elementi negativi per tutto il futuro. Adesso però, visto che siamo vicini, andiamo a vedere il Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia. Il Conservatorio Francesco Venezia di Rovigo rappresenta una delle gemme del panorama dell'alta formazione musicale nel nord-est italiano. Questa istituzione ha saputo costruire negli anni un'identità distintiva definibile con un binomio preciso, tradizione rigorosa e avanguardia tecnologica. Situato nel cuore pulsante della città, il Venezia si articola principalmente in 2 sedi. L'atmosfera che si respira è quella di una comunità. A differenza dei conservatori metropolitani, spesso caotici, qui la dimensione più raccolta favorisce un rapporto diretto e meno formale tra docente e studente. Se c'è un ambito in cui il Venezia brilla di luce propria è quello del jazz e della musica elettronica. Il Dipartimento di Musica Applicata è considerato tra i più dinamici d'Italia, capace di sfornare talenti che dominano i palchi contemporanei. I punti di forza sono un corpo docente di alto profilo, una produzione artistica che offre agli studenti palcoscenici reali e la logistica, perché la vita a Rovigo è a misura di studente con costi decisamente più contenuti rispetto a Padova o Ferrara. È il luogo dove il classicismo più puro dialoga costantemente con i beat della modernità. Adesso qua siamo in Piazza Garibaldi. Bellissima, bellissima. Qua c'è la Camera di Questa è Commercio. la sede della Camera di Commercio, questo è il Caffè Borsa. Altro punto importante. Punto di ritrovo particolarmente importante. Mi dicevi che c'era una cosa che mi volevi far vedere. Sì, ti voglio far vedere una cosa specifica della nostra città, di Piazza Garibaldi. Siamo di fronte alla statua di Garibaldi e la statua di Garibaldi era destinata, sembra che fosse destinata al Gianicolo, come vedi è una statua imponente. Io sono stato a Nizza, la statua dedicata dai niziani a Garibaldi vale 1/10 di questa è imponente. Però l'artista, come vedi, ha realizzato le staffe del cavallo con la corona. Quindi non Quindi è la stato, corona, quindi non è stato era, un errore. perché lui era repubblicano, quindi repubblicano, era uno sfregio alla monarchia. E quindi a Roma gli ha detto: no, è meglio, non è il caso. Allora, a Rovigo. Mi è venuta, no, era già stata commissionata in parte a Rovigo, diciamo che Rovigo doveva anche trovare i fondi, e allora è stata indicata a Rovigo, e Rovigo si fregia di avere un monumento a Garibaldi, all'eroe dei due mondi, bellissimo. Ma chiudiamo il nostro piccolo giro su Rovigo, il monumento alla Rotonda. La chiesa è il tempio più importante dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista architettonico e simbolistico della nostra città. È stata una intuizione geniale dei rodigini di allora, tant'è vero che per poterla costruire i rodigini di allora buttarono giù tutte le torri che ancora c'erano, perché noi avevamo, adesso è rimasta Torre Donà e la Torre Mozza, buttarono giù le torri per poter usare i mattoni, e con quei mattoni costruirono la rotonda, perché a quei tempi non è che era... Quindi nasce fondamentalmente per un ex voto, dicevi, perché c'è stata la peste. Sì, la peste nasce come ringraziamento al Padre Eterno di aver salvato i rodigini, aver fatto cessare la peste portata dai lanzichenecchi. Ma quale altro miracolo bisognerebbe aspettarsi perché Rovigo ritorni o diventi fondamentalmente un bel capoluogo? Lei è un provocatore, sai? Sì, lo so. Com'è che era prima? Lei è un punzecchiatore.
quale miracolo? Ecco, diciamo che per far rimbalzare Rovigo, che vuoi, è proprio un miracolo. Noi rimaniamo desertificati perché se ne vanno ragazzi, se ne vanno giovani laureati che appena si laureano vanno a trovare lavoro spesso fuori dalla nostra provincia e anche dalla nostra regione, e molti dal nostro paese. E diciamo che è un periodo nel quale sarebbe proprio bisogno di un elettroshock. Tra 10 anni come vede Rovigo lei? Oddio, tra 10 anni io mi auguro che sia una città che ha qualche industria in più, mi auguro che sia una città che magari è riuscita ad attirare anche famiglie giovani, e quindi che non ci sia che non ci sia un decremento, diciamo, della popolazione, che è molto fisiologico. Mi auguro che ci siano anche tanti anziani, perché vuol dire che qui si sta bene, ma che contemporaneamente ci siano anche tante famiglie giovani. Mi auguro che ci sia una città che è diventata più bella, con più decoro, e mi auguro che ci siano appunto sia stato superato il periodo dei Maranza, dello straniero che viene visto un po' male oggettivamente a volte per i comportamenti che molto spesso mettono in atto, e mi auguro che ci sia un'integrazione quindi che ha fatto capire che alle persone che chi viene qui deve esserci per lavorare e per stare insieme in maniera civile, rispettando le regole. Quindi più che la vedo così, vorrei che fosse così. Grazie Sindaco. Grazie a lei.